in centro storico a Venezia un anziano di 85 anni ha accoltellato la moglie e sembra che la donna fosse da tempo malata. È stato ritrovato stamane lungo le rive dell'Adige il corpo della 29enne ucraina scomparsa 10 giorni fa. Solo l'autopsia potrà chiarire cosa sia successo. Il capannone degli orrori scoperto in Valsugana, l'inchiesta si allarga a macchia d'olio. Nei prossimi giorni verranno avvisate le famiglie dei defunti i cui resti sono stati trovati nel magazzino. Autonomia, il governatore Zaia ribadisce come i veneti siano pronti, intanto il ministro Stefani smorza le polemiche con Tria e spiega che se ne parlerà dopo le europee. Polizia locale di Padova in stato di agitazione per un cambio di turni di lavoro deciso dal sindaco e dal comandante. Gli agenti minacciano uno sciopero proprio nel giorno della maratona. 6 ordigni bellici scoperti a San Donà di Piave, a poche decine di metri da un distributore. A trovarli una ditta che aveva appena aperto un cantiere. Prima e code in A4 per gli spostamenti in vista del lungo ponte pasquale che porta molti in viaggio. Fino al 25 aprile saranno 5 giorni da bollino rosso su strade e autostrade venete. Edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. In primo piano dunque il dramma che si è consumato questa mattina in centro storico a Venezia, a Castello per l'esattezza. Un anziano ha ucciso la moglie gravemente malata, poi ha tentato di togliersi la vita, ora è agli arresti domiciliari. Tutti i dettagli di questa tragedia nel nostro servizio d'apertura. Sulla porta un cartello con scritto non entrare e chiamare la polizia. Intorno il silenzio e sconcerto per quanto accaduto stamane nel centro storico di Venezia, nel Sestiere Castello, al secondo piano di una palazzina al civico 400B, poco lontano dallo stadio Penzo. Renato Berta, 85 anni, ha accoltellato la moglie 82enne Licia Zambon con una pugnalata al petto mentre erano in casa. A trovare il corpo dell'anziana è stata la badante dei due coniugi. Quando è arrivata ha notato il cartello e una volta varcata la soglia si è trovata di fronte il corpo senza vita dell'anziana e il marito in stato confusionale. Secondo una prima ricostruzione dei fatti da parte degli agenti della polizia giunti sul posto, l'anziano avrebbe ingerito degli psicofarmaci. Ancora non è chiaro se prima o dopo aver colpito la moglie, che era gravemente malata da tempo, motivo che con tutta probabilità l'ha spinto a compiere il gesto. Berta, privo di conoscenza, è stato poi trasportato all'ospedale e ora si trova agli arresti domiciliari. La vittima da molto tempo non si muoveva più di casa a causa della grave malattia che l'aveva colpita. Alcuni vicini parlano di una coppia in difficoltà proprio per lo stato di salute precario dell'anziana, che spesso si sentiva anche urlare, probabilmente per il dolore. Ma si sono sempre dimostrate persone tranquille, racconta un'altra vicina. Persone per me, persone tranquille, non si mai sta una parola, mai sta niente, gentili, non è vero, ma tranquilli. Tragico epilogo nella scomparsa di Natasha Chokobok, la 29enne ucraina scomparsa il 9 aprile dalla sua abitazione di Porto Legnago. Stamane un elicottero dei Vigili del Fuoco di Padova ha avvistato il corpo della donna lungo le rive dell'Adige. Sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte della donna, anche se da un primo esame sul corpo non sembrano esserci segni di violenza. I carabinieri del reparto operativo al momento non escludono alcuna pista. La donna, 29 anni, madre di una bambina di 6, secondo quanto riferito dal compagno che ne aveva denunciato la scomparsa, sarebbe uscita dalla sua abitazione appunto il 9 aprile per gettare l'immondizia senza poi farvi ritorno. Torniamo a parlare del capannone degli orrori scoperto in Valsugana. L'inchiesta si sta allargando a macchia d'olio, continuano le indagini del NOE. Nei prossimi giorni verranno avvisate le famiglie dei defunti i cui resti sono stati trovati nel magazzino. Rimane impressa nella mente l'immagine terribile delle bare accatastate tra i rifiuti di un magazzino di Scurelle. Le indagini dei carabinieri continuano per accertare quante salme siano transitate in questo posto orribile. Si pensa ad oltre 300, ma nel momento del blitz gli investigatori hanno trovato 27 bare, di cui 3 casse in zinco aperte. L'orrore ha fatto il giro del Veneto in pochi istanti. Secondo i primi accertamenti si tratta di corpi tumulati da circa 25 anni e recentemente esumati per fare spazio nei cimiteri, secondo una pratica regolamentata dalle direttive cimiteriali. La cooperativa dell'Alta Valsugana aveva l'autorizzazione per trasportare le bare dai cimiteri fino al forno crematorio nel Trentino, ma la prima tappa era in questo magazzino.
Qui i resti dei corpi dei defunti venivano tolti dalle bare e messi nei sacchetti di nylon, ognuno con una propria etichetta nominativa. Solo in un secondo tempo venivano portati al forno crematorio. Le bare invece venivano letteralmente sezionate. I metalli che contenevano le casse, principalmente zinco e ottone, venivano recuperati e rivenduti al mercato nero. Non solo, ma la cooperativa risparmiava anche gli oneri per l'incenerimento delle bare, arrivando così a guadagnare fino a 400 euro a salma. Si parla di un giro d'affari di circa 300.000 euro in pochi mesi. Il titolare della cooperativa, un 65enne denunciato dai carabinieri, avrebbe giustificato agli investigatori che non pensava di fare nulla di male. Le salme arrivano dai cimiteri del Veneto, in particolare dal Vicentino, Rosà, Tezze sul Brenta e Brendola, da Cordignano nel Trevigiano, Abano e Cadoneghe in provincia di Padova e Pianiga nel Veneziano. Nelle prossime ore saranno chiamate dai rispettivi sindaci le famiglie dei defunti. Non c'è solo una questione economica, ma anche morale. Presto potrebbero partire contro la cooperativa diverse denunce. Non solo, ma gli investigatori dovranno accertare se all'interno delle bare ci fossero stati monili che non sono stati trovati. Questa mattina i carabinieri hanno depositato in procura gli atti con la richiesta di convalida del sequestro del capannone. La politica, dalla questione autonomia alle elezioni europee senza candidati vicino a Zaia, il governatore del Veneto fa buon viso a cattivo gioco, ma non manca di lanciare qualche messaggio. Inutile negare che la strage dei candidati, o meglio la rumorosa non presenza di candidati alle europee presi dal Consiglio regionale, si faccia notare come laddove si combatterà per il Veneto in Europa non ci saranno candidati zaiani, e questo stupisce per la forza personale, per lo stesso grande consenso del governatore nella sua regione. Ma da politico di razza Zaia sorride la sventura, probabilmente pregustando il momento della vendetta politica. Vediamo che nelle liste insomma non c'è neanche un consigliere regionale del Veneto. È per non smobilitare la squadra o per qualche altro motivo? Vedo che un po' sorride. No, perché sono troppo bravi e questo è il tema. Io ho una squadra compatta, ha prodotto e daremo conto di quante leggi ha prodotto, non ci vedo nessun problema per il fatto che i consiglieri non siano candidati. Anzi, direi anche di più, se vuole che gliela dico tutta, che si sono presi l'impegno e lo portano alla fine, punto. L'autonomia nel frattempo resta ancora impigliata tra le liane della giungla del governo, e qui il tono, pur non travalicando mai i limiti, cambia di coloritura, con sfumature di grigio che potrebbero virare al nero. Tiepidezza è ora costante per l'autonomia a Roma, non sono tiepidi invece i veneti sull'autonomia, sono molto calorosi sull'autonomia. Io direi che Tria invece ha fatto un intervento positivo, perché ha detto dobbiamo andare avanti col progetto, ha posto delle questioni di costituzionalità che sono già superate, ma ricordo anche che rispetto alla norma finanziaria per noi la norma va bene. Comunque Tria, che è illustre rappresentante del governo, ha inaugurato un nuovo metodo, ha detto quali sono secondo lui i problemi e ha detto andiamo avanti. Adesso ci aspettiamo che il governo ci dica qual è la sua idea di bozza d'intesa, perché noi dal 2 di ottobre del 2018 l'abbiamo già presentata il nostro contratto, ci dicano loro. E anche il ministro Stefani respinge le interpretazioni critiche sull'autonomia che sarebbero contenute nell'intervento fatto ieri in commissione dal ministro Tria. Non ci sono alcune critiche, devono essere elaborate le dichiarazioni di Tria nel contesto. Egli semplicemente ha detto che noi stiamo lavorando in un percorso, e il percorso è un percorso virtuoso. Dice che occorre ovviamente che le materie richieste, quelle che vengono concordate, devono essere costituzionali, e su questo non c'è dubbio, nella mia bozza non ci sono che materie costituzionali. Non vi è nessun dubbio sotto il profilo economico, questo non l'ha detto Tria, tant'è che io ho in mano dei pareri proprio del MEF su tutto l'impianto che danno favorevole. Vi sono purtroppo su alcuni temi, su alcune competenze, non si è trovato l'accordo con alcuni ministeri, vi sono parti di accordo con alcuni ministeri, sono dei punti nodali sui quali occorre ovviamente prendere delle decisioni. Sullo stesso impianto generale è importantissimo il dibattito parlamentare, il confronto con il Parlamento, dal quale ne emergerà sicuramente un lavoro, io non dico ottimo, ma io spero buono. Io il mio lavoro l'ho fatto, le bozze sono state stese, vi sono alcuni punti appunto si diceva che devono essere sicuramente sviluppati. Oggi
oggi lo vediamo, siamo in un clima elettorale, sicuramente è un clima più effervescente, io mi aspetto che sicuramente dopo le elezioni europee questo tema deve essere prioritario. Si deve arrivare a un'intesa sull'autonomia perché sono una richiesta di cittadini, di governatori, di presidenti di regione ed è contenuta nella Costituzione, è un diritto costituzionale. Torniamo alla cronaca, incubo piromane a Breda di Piave nel Trevigiano dove la scorsa notte altre 2 auto sono andate in fiamme. 2 macchine distrutte e la casa che ha rischiato grosso, l'ennesimo incendio di auto, 14 dal 9 marzo a oggi in provincia, in una zona residenziale di San Bartolomeo di Breda di Piave, paese che si interroga ora sull'ipotesi del piromane, visto il precedente di 15 giorni fa all'esterno dell'ufficio postale di Saletto. Via Villa del Bosco, di fronte al campo sportivo, il giardino in fiore, orgoglio del padrone di casa, Tiziano Cattel, cela sul retro le carcasse delle 2 auto, una Ford Focus Station Wagon di un vicino, un impresario di 44 anni originario del Salento e l'Opel Corsa del pensionato 62enne e della moglie. 3:20 della notte, l'ora in cui proprio dall'auto del vicino si sono levate le fiamme. L'allarme ha suonato e mi sono affacciato alla finestra e ho visto che la macchina del vicino, che era affiancata alla mia, che c'è una rete, ha preso fuoco e momentaneamente ha preso fuoco anche la mia perché essendo attaccata insomma ha preso fuoco. Il pensionato ha iniziato a spruzzare acqua con il tubo di gomma con cui annaffia il giardino sui serramenti del bagno e della camera da letto, riuscendo a evitare che il fuoco entrasse. Facendolo è rimasto leggermente intossicato. Avevo mal di gola, un po' insomma col fumo che c'era. Si poteva rimanere là con una gomma da giardino da innaffiare perché col fuoco non c'è niente da fare, insomma, ecco. Auto distrutte, pompeiana in legno bruciata, motore del cancello da sostituire, unità esterna del condizionatore da buttare e poi l'amarezza. Essendo in pensione non è che prendo 2.000 euro al mese, come ho il pollice verde, mi piace i fiori, il giardino, l'orto e tenere la casa ovviamente pulita. Quando ti succedono queste cose qui non sai cosa fare, ecco, sei impotente contro il fuoco, contro tutto, ecco. L'area è sotto sequestro, carabinieri e polizia giudiziaria dei vigili del fuoco sono al lavoro per capire se si tratti davvero della mano di un piromane e di chi possa trattarsi. Cattel è certo che la causa dell'incendio non sia stata un cortocircuito. Sicuramente è opera di persone malate alla testa perché diciamo saltare il cancello e venire dentro. Da fuoco c'è un'auto dove c'è anche un'abitazione, col pericolo, ci sono bambini, questo e quello, perché se fosse per l'auto solo diceva bene, ne prendo un'altra, è successo, però con un'abitazione così vicino, insomma, sono cose da non fare, da condannare e è meglio non vedere queste persone qua, ecco. Polizia locale di Padova, in stato di agitazione per un cambio di turni di lavoro e gli agenti minacciano uno sciopero proprio nel giorno della maratona. Maratona di Padova a rischio domenica 28 aprile, la colpa in questo caso non è del meteo, a far traballare l'organizzazione del grande evento che richiama atleti da tutto il mondo sono i vigili. Ebbene sì, il corpo di polizia locale ha minacciato di indire un'assemblea proprio il 28 aprile. Lo stato di agitazione è iniziato pochi giorni fa dopo una riunione sindacale a Palazzo Moroni per discutere la volontà del sindaco Giordani e dell'attuale comandante dei vigili Lorenzo Fontolan di ristabilire il vecchio orario di lavoro che imponeva agli agenti di lavorare 6 giorni alla settimana, 6 ore al giorno, a fianco della polizia locale i consiglieri d'opposizione. Oggi il turno è spalmato in 5 giorni, vogliono portarlo a 6 giorni creando poi dei problemi grossissimi perché in ambito familiare, equilibrio familiare, è chiaro che diventa un problema per un genitore essere presente un giorno in meno. Sappiamo quanto difficile è oggi con il lavoro avere anche dei servizi adeguati come asili e quant'altro. Dopo la modifica apportata nel 2015 dal comandante Paolocci, i vigili hanno iniziato a lavorare 5 giorni per 7 ore e mezza al giorno per un totale sempre di 35 ore settimanali. Di fatto questa modifica permetteva agli agenti di avere un sabato libero al mese, cosa che non avverrebbe più in caso di distribuzione dell'orario su 6 giorni. In questo caso io avallo e appoggio in pieno la sollevazione dei vigili. Guardate che non è mai successo che gli agenti di polizia locale arrivino a scioperare, questo fa capire quanto distacco c'è ormai tra la conduzione politica e quello che sono poi la realtà dei giorni quotidiani e del lavoro dei nostri agenti. Il malessere all'interno del corpo di polizia locale dura da parecchi mesi, spiega il consigliere d'opposizione Alain Lucet.
Lanciani. 40 agenti hanno già lasciato Padova per altri comuni più piccoli e solo 10 di nuovi sono stati assunti. Compromettere la vita di oltre 300 agenti per risparmiare pochi soldi. Il 24 aprile è previsto un incontro tra i rappresentanti sindacali dei vigili e il sindaco per cercare un accordo in grado di far sotterrare l'ascia di guerra. Qualora invece i vigili decidessero di confermare l'assemblea del 28 aprile, allora la gestione della maratona sarebbe a rischio, visto che ogni anno viene impiegato un numero ingente di agenti per controllare le strade. Torniamo sull'aeroporto di Treviso con la decisione della via regionale che appunto ha decretato di spostare tutti i decolli su Quinto. Il sindaco del comune trevigiano pronto ad andare in procura. Il sottoscritto è disposto ad arrivare alla Procura della Repubblica nel depositare dei fascicoli se trova delle cose che non vanno bene. Caso Aeroporto Canova, il sindaco di Quinto va giù duro sulla decisione della commissione che annulla tutti i decolli su Treviso, pronto a continuare la battaglia a suon di carte bollate. Questa mattina proprio ci siamo trovati con i nostri legali, da subito faremo un accesso agli atti per capire quando sono arrivate queste osservazioni, quando la Commissione si è riunita per discuterle, visto che 1 anno e mezzo per emettere un parere, 24 ore per rovesciarlo, e voglio i verbali di tutto quello che è successo. Per entrare nelle richieste il sindaco mette nel mirino Alessandro Manera, l'assessore all'ambiente della Giunta Conte e contemporaneamente componente della commissione che ha sollevato la città, caricando tutti i voli sul cielo di Quinto. Sono convinto che l'assessore di Treviso, Alessandro Manera, il quale fa parte della commissione via regionale e faceva parte anche della sottocommissione che è venuta in sopralluogo su mio invito con tutta la sottocommissione a Quinto per vedere come vivono i nostri cittadini, come vivono i bambini dell'asilo di Quinto, magari possa anche aver detto la sua. Perché quello che non va proprio giù, sottolinea D'Arzilio, è la distinzione tra cittadini fatta dalla commissione regionale. Non posso accettare che ci siano dichiarazioni nel dire che l'incidente aeronautico può succedere e quindi siccome là c'è più gente, c'è un carico antropico maggiore, è meglio che volino su Quinto. Anche a Quinto ci sono dei cittadini che meritano altrettanto rispetto. E in base a questa classifica D'Arzilio va oltre e lancia prima un messaggio al collega Mario Conte. Pensaci bene, quando te parli di sviluppo sostenibile dell'aeroporto, non puoi pensare che il sviluppo sostenibile sia solo sulle spalle dei cittadini di Quinto. I cittadini di Quinto hanno lo stesso diritto dei cittadini di Treviso. E successivamente un messaggio chiaro a Enrico Marchi e compagni. Comprate il paese, ve lo vendiamo e lasciateci tranquilli. Tirato in ballo, replica così l'assessore Manera. Assessore, come risponde, diciamo così, all'accusa del sindaco di Quinto che dice che lei insomma in commissione ci ha messo la buona parola e così gli aerei se li tiene tutti Quinto? Beh, interessante questo, perché il sindaco di Quinto avrebbe potuto dire questa cosa prima, diciamo, della sentenza della commissione via. Risponde così l'assessore e componente della commissione via all'accusa non troppo velata del sindaco di Quinto sul caso decolli dall'aeroporto Canova. E nello specifico sull'aver favorito la sua città rispetto al comune vicino caricandogli in cielo tutti i voli, Manera fa questo semplice ragionamento ai dubbi del sindaco D'Arzilio. Qualcuno una buona parola l'abbia messa perché in 24 ore si cambia una decisione presa dopo anni di discussione. Beh, in realtà non è cambiato niente perché il parere è stato visto per la prima volta in commissione, quindi o il sindaco aveva diciamo un parere precedente, ma non credo che lo potesse avere, come non lo aveva nessuno, o si è preso atto che effettivamente le considerazioni fatte da Treviso, dall'assessore all'ambiente e dal sindaco erano considerazioni valide. E sulla sua presenza all'interno della sottocommissione giudicatrice Manera tiene a precisare. Mi sono dimesso da tempo, non potevo pensare a suo tempo che sarei diventato assessore al comune di Treviso. Però quando c'è stata la valutazione lei è uscito? Sì, questo certamente era logico, è una prassi che quando ci sono degli interessi personali o subentrati uno esca, e così ho fatto e non ho mai più partecipato a una seduta della sottocommissione giudicante. Lei insomma la buona parola non l'ha messa in commissione? L'ho messa come assessore all'ambiente mandando un documento, ma all'interno della commissione non ho detto assolutamente nulla, visto che peraltro ero fuori. E alla fine, come si fa in questi casi, l'assessore si leva qualche sassolino fastidioso lanciandolo verso Quinto. Molto interessante che un giocatore protesta al tavolo dopo che ha perso. Ci fermiamo per pochissimi istanti di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta, andiamo a San Donà di Piave, dove vicino a pochi metri da un distributore sono stati scoperti 6 ordigni bellici.
In quest'area dovrebbe sorgere una casa di riposo. Siamo a San Donat Piave nell'area commerciale, a poche decine di metri c'è un distributore. Qui la ditta che aveva in appalto i lavori di costruzione aveva iniziato ad eseguire alcuni carotaggi. Andando in profondità ha trovato gli ordigni bellici risalenti alla Prima Guerra Mondiale, alcuni ancora intatti, altri invece deteriorati. Immediatamente gli operai del cantiere hanno allertato una ditta specializzata che ha mandato sul posto del personale. Oggi abbiamo trovato questi 6 ordigni, in gran parte intere, nuove, alcuna che un po' danneggiata, spaccata. Il cantiere è stato immediatamente bloccato, l'intera zona dovrà essere bonificata, fra l'altro a poca distanza c'è un distributore. Siamo a circa 20 metri dal benzinaio, diciamo dalla cisterna di benzina, e speriamo che gli artificieri si muovono e vengono presto a ritirarsele, a fare quello che devono fare loro. Nelle prossime ore arriveranno gli artificieri che dovranno valutare se portare via gli ordigni bellici o farli brillare sul posto. Le operazioni saranno coordinate dal 5° reparto artificieri di Padova. Non è la prima volta che vengono trovati ordigni bellici dei conflitti. L'appello di Raduta è rivolto ai privati che trovano queste bombe. Se un privato trova dei ordigni bellici, non toccarli, prima cosa di non toccarli, avvisare subito i carabinieri, le forze d'ordine, che è una roba molto pericolosa. Infatti c'è gente in giro che si fa molto male toccandoli, pulendoli, sbattendole da sinistra a destra per vedere cos'è, e infatti scoppiano. L'area verrà transennata per permettere tutte le operazioni di bonifica. Solo al termine di queste ed ulteriori accertamenti i lavori potranno ricominciare. Il lungo ponte Pasquale è ufficialmente iniziato, lo dicono i dati che arrivano dalle strade e autostrade della nostra regione. Sin da questa mattina lungo la A4 si sono registrate code tra Venezia e Trieste, in particolare, riferisce Autovie Venete, in vista delle festività pasquali il flusso di veicoli è in costante aumento in direzione del capoluogo giuliano, con difficoltà nel tratto tra Meolo e Palmanova, e si annunciano 5 giorni da bollino rosso sulle nostre strade e autostrade per, come detto, il lungo ponte Pasquale, che porterà molti in viaggio fino al 25 aprile. In chiusura vi ricordo l'appuntamento con 20:10, ospiti in studio Dania Sartorato dell'Ascom di Treviso, e poi a seguire torna come ogni venerdì, prima serata alle 21:15, una nuova puntata di 40. Previsioni del tempo è davvero tutto, grazie per l'attenzione e buona serata. Ben ritrovati al meteo. La presenza dell'alta pressione garantirà ancora condizioni di tempo asciutto e stabile sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio di sabato 20 aprile. Sul Veneto sarà soleggiato, il cielo si presenterà sereno o al massimo velato, non sono attese precipitazioni. Temperature minime tra 4 e 12 gradi, massime piuttosto calde comprese tra 18 e 25 gradi. Sarà bel tempo anche sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo un cielo che si presenterà pressoché sereno dappertutto. Anche in questo caso non sono previste piogge. Temperature minime tra 10 e 11 gradi, massime comprese tra 18 e 24 gradi. Situazione simile sul Trentino Alto Adige, tanto sole anche sulla nostra regione, il cielo si presenterà al massimo con presenza di poche nubi a carattere sparso. Temperature minime sui 9 gradi, massime tra 20 e 25 gradi. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.